con coach Daniele Aniello. Daniele, complimenti, una vittoria fortemente voluta, ottenuta con fatica, insomma vigevano squadra importante, ma stasera la Ruker voleva a tutti i costi 2 punti e 2 punti sono arrivati. Sì, per prima cosa permettermi di focalizzarmi su un aspetto, perché è chiaro che questa è solo la 4ª partita, però venivamo da una sconfitta veramente tanto pesante e quindi per una volta voglio dire una cosa personale, voglio ringraziare completamente lo staff e tutte le persone che mi sono state vicine in questa settimana, perché vi assicuro che è stata abbastanza stressante, quindi grazie a loro e complimenti per il lavoro fatto. Una partita nella quale siamo stati sopra credo per 40 minuti, sì, abbiamo fatto comunque 110 di valutazione complessiva, quindi stavolta di cose positive direi che ce ne sono tante. Se vogliamo guardare alle cose da migliorare, ancora siamo poco precisi nelle palle perse, troppe nei primi 20 minuti, se non sbagliavamo già 9 palle perse nei primi 20 minuti e soprattutto hai ancora quella sensazione che quando c'è da azzannare la partita e chiuderla magari ci manca ancora quel cicinin. Partiamo da qualche dato individuale: 25 punti per Tassinari, 21 di Picarelli, 16 di Pagani, 11 di Cebasek, Bedetti che si ferma a 8, Onogiaif 7. Una distribuzione di punti, diciamo finalmente da squadra che sta proprio dimostrando settimana per settimana, con delle difficoltà, di formarsi. Certo, noi lo sappiamo bene noi quello che poi succede durante la settimana. Abbiamo fatto una settimana molto dura anche a livello di allenamenti, i ragazzi hanno dato grandissima disponibilità, perché poi ecco, ogni tanto uscire fuori dalla zona di comfort per un giocatore professionista comunque non è né scontato né facile, quindi devo dire che questa settimana ci abbiamo dato dentro. Poi, come al solito, ci tengo a dire che non è che stasera abbiamo vinto la Champions League e domenica scorsa dovevamo vergognarci di uscire di casa. Ci vuole sempre equilibrio nella vita, non abbiamo fatto assolutissimamente nulla. Sono contento, stasera festeggiamo, da domani mattina pensiamo a Vicenza. Si va a Vicenza, mi hai fatto l'assist, una squadra che già nella pre-season ha dimostrato con noi di avere, e non solo con noi, dei mezzi per competere. Arrivano da una sconfitta pesante ad Esio, partita veramente da provare ad approcciare, perché una vittoria in trasferta in questo campionato, qualunque sia il campo, è veramente da cerchietto rosso. Sì, come dicevi te, a parte forse la partitaccia di ieri sera che lascia il tempo che trova di Vicenza, poi è una squadra che sia nel precampionato sia nelle prime partite ha dato veramente l'impressione di una grandissima solidità, quindi sarà un banco di prova importante. E poi prima non l'ho detto, però voglio ringraziare chiaramente tutti i tifosi che ci hanno sostenuto a fine partita, sono senza voce e veramente grazie, perché il vostro sostegno è fondamentale. Grazie coach.